Buongiorno, nuovo appuntamento con la nostra rassegna stampa, venerdì 13 febbraio, oggi su tutti i quotidiani il trionfo dello sci azzurro, una volta si diceva la valanga azzurra, insomma Italia è seconda nel medagliere, almeno fino a questo momento, conquistati altri ori olimpici, tutti al femminile, Mattarella che si complimenta e si congratula con le ragazze dello sci su tutti, Federica Brignone che torna al successo. E allora andiamoli a vedere attraverso i nostri quotidiani che vi facciamo vedere stamattina anche il successo delle sciatrici azzurre, ma poi insomma tanta politica anche internazionale, ieri riunione dei leader dell'Unione Europea, insomma si cerca un cambio di passo. La Meloni, insomma, in prima linea anche su questi temi, e poi le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che hanno fatto indispettire la maggioranza di centrodestra sul voto al referendum per la separazione delle carriere, quindi referendum sulla giustizia. Tutto questo nei quotidiani, Corriere della Sera, primo quotidiano da vedere, da leggere oggi, da sfogliare oggi, il titolo principale, anzi una mezza prima pagina dedicata appunto al successo dello sci azzurro. Vedete qua che grande spazio conquista in pagina lo sci azzurro. Brignone eroica, Lollo Brigida regala il bis, e poi regine azzurre, guardate qua che grandi successi, eccole qua, Arianna Fontana, la Brignone, Lollo Brigida, insomma tutte ori olimpici alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Fontana record, addirittura 13 medaglie. L'intervista a Federica Brignone 10 mesi fa, infortunato, un infortunio bruttissimo che l'ha costretta lontano dalle piste di sci, eroica appunto perché conquista l'oro. E poi insomma polemiche per un atleta che ucraino che ha portato stampati sul casco i morti durante gli amici morti durante la guerra di questi anni con la Russia. Quindi tutto questo è un racconto, pensate, di una decina di pagine, tutte le prime 10 pagine del Corriere della Sera, quindi insomma ampio spazio alle Olimpiadi invernali. Poi Europa, la spinta per cambiare il titolo a centropagina, Meloni, non c'è più tempo da perdere, la scossa di Mario Draghi, l'economia peggiora, bisogna agire subito, quindi una sferzata diciamo dell'ex presidente del Consiglio italiano, summit dei leader dell'Unione per dare un nuovo slancio all'Europa, dobbiamo pensare in grande, dice la premier Giorgia Meloni. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen auspica l'apertura di un mercato unico entro il 2027, nuovo monito dell'ex premier Draghi che avverte l'economia sta peggiorando, è necessario agire in fretta al referendum sulla giustizia, fanno discutere le parole del giudice Gratteri che dice chi vota sì aiuta ricchi e massoneria. Quindi insomma tutto dentro negli approfondimenti del Corriere della Sera. Poi ieri i coniugi Moretti, i titolari del locale della strage di Capodanno a Crans-Montana, sono stati aggrediti dai parenti delle vittime, tutti i ragazzini. Le vittime, quindi i genitori di questi ragazzini, come potete vivere, dice, siete assassini, addirittura sono stati chiamati mafiosi, sono stati aspettati all'uscita del tribunale. Questo è il racconto di questa tragedia. Cambiamo quotidiano, andiamo su Repubblica, referendum giustizia e scontro su Gratteri, il procuratore di Napoli, voteranno sì gli indagati e la massoneria deviata. Nordio addirittura invoca il test psicoattitudinale, Elly Schlein da Palermo dice Meloni ha politicizzato questo referendum, quindi insomma da qui il referendum si sposta non solo sui temi sulla giustizia ma anche diventa un referendum sul governo e su Giorgia Meloni. Poi di spalla Miracolo Brignone, Lollo Brigida, oro bis, e qui il sorriso della sciatrice azzurra Federica Brignone dopo la vittoria in Super G, grande successo appunto per questa sciatrice. Poi Mario Draghi all'Unione Europea, non c'è più tempo, anche Letta dice avanti sul mercato unico, due ex presidenti del Consiglio italiani che spingono verso la stessa direzione, quindi mercato unico europeo, la von der Leyen che
sistema, Piazza annuncia una roadmap già a marzo, quindi questo è il tema della politica internazionale raccontata da Repubblica. Andiamo sul quotidiano La Stampa, nuova Unione Europea, scoglio Eurobond. Abbiamo visto, abbiamo sentito le parole dei leader politici, l'Unione Europea peggiora, l'economia dell'Unione Europea peggiora, questo dice Mario Draghi, bisogna agire subito, la Meloni favorevoli, ma il tema divide, dubbi sull'Unione a più velocità, c'è un no secco di Spagna e Irlanda che in questo caso si sentirebbero tagliate fuori. E poi a centropagina, che bello avere Fede e Federica Brignone che vince la medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 315 giorni dopo l'infortunio, quindi meno di un anno, abbiamo visto 10 mesi. Poi la Stampa mette anche la morte di Maria Franca Ferrero, il fascino discreto della diciamo, capitana di impresa Franca Fissolo Ferrero, che si spegne a 80 anni. Con lei si esaurisce un ciclo che rappresenta un unicum in Italia e mi sento dire nel mondo. Raramente infatti si trova un rapporto così stretto e sinergico tra una famiglia di imprenditori e il proprio territorio, appunto il Piemonte, appunto Alba, la sede diciamo la città di origine della Ferrero. Questa è La Stampa. Andiamo a vedere il Messaggero, leggendari, vedete tutti aprono con gli ori azzurri, nessuno escluso dai quotidiani nazionali ai quotidiani regionali. Le leggendarie sono appunto le 3 medaglie d'oro, le 3 donne azzurre, la Brignone, la Lollobrigida e Arianna Fontana, che conquista invece l'argento, ma è la più medagliata della storia. Nasce la nuova Europa, il vertice con tutti i capi di Stato. Roma e Berlino trascinano l'Unione, poi c'è il nodo dell'Eurobond, il primo tavolo sulla competitività trainato da Italia e Germania, protesta la Spagna, e poi come abbiamo visto diciamo, l'Eurobond, che è il nodo su cui diciamo, discutere, dibattere e trovare soluzioni. Andiamo a vedere più velocemente i titoli delle altre prime pagine. Ricette d'Europa, avanti su fusioni di imprese, energia e blindatura dei settori strategici, avanti a marzo le nuove decisioni, l'Unione Europea accelera sul mercato unico, e poi abbiamo visto, abbiamo letto le parole dei leader, ex presidenti del Consiglio Mario Draghi e Letta, che dicono appunto urgente agire, una più forte coesione è la migliore risposta a Trump, perché è tutto lì il nodo, insomma, dare risposte alla travalicante politica degli Stati Uniti non condivisa da tanti leader europei. Andiamo a vedere un po' di quotidiani di taglio e di matrice politica. Il Giornale cominciava con i quotidiani di centrodestra. L'Unione Europea chiude i confini, i giudici li riaprono, forzato il blocco navale, garantita la protezione all'irregolare, simbolo dello scontro Meloni magistrati. E poi le parole di Gratteri, che dice i delinquenti votano sì, in realtà non ha detto proprio queste parole. Gratteri indigna tutti, Nord, test psicoattitudinali ai giudici, riferimento è chiaramente alle parole di Nicola Gratteri. Questo è il Giornale. Andiamo a vedere Libero. Per il sì voteranno indagati e massoni, Gratteri fuori controllo, l'incredibile invettiva del procuratore di Napoli contro gli avversari. Per il no voteranno le persone per bene. Il centrodestra si scusi, dice al procuratore Gratteri. E poi sui file di Epstein, rula dal ballo alle balle. Per i file di Epstein scusa la mafia filo israeliana. La Gebral finita, Rula Gebral finita nello scandalo dell'IRA contro lo Stato ebraico. Loro operazione di ricatti sessuali, infangano chi denuncia, anche Berlino contro l'albanese. AVS, quindi Movimento 5 Stelle, parlano di un complotto, difendono appunto Rula Gebral in questo caso. Poi La Verità, i giudici picchiatori rossi, fare pure i vostri comodi, guanti bianchi con i protagonisti del sacco di Torino. Quindi La Verità torna ancora sulle vicende dei manifestanti di Askatasuna, altro che stato di polizia per 2 dei 3 fermati dopo la guerriglia, che ha ferito 100 agenti. È stato disposto l'obbligo di firma, però compatibilmente con le esigenze personali partono i ricorsi contro le scarcerazioni. Ancora la foto di Mattarella e Federica Brignone su tutti i
giornali, anche sui quotidiani smaccatamente politici. Poi andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. Linciata dopo Parigi, Berlino, Roma chiedono la sua testa. Di chi si tratta? Si tratta della professoressa albanese, la lobby francese delle armi all'IDF. L'esperta denunciò l'export di armi a Tel Aviv da un colosso d'Oltralpe, l'Eltnet, e ha pagato pure i viaggi a deputati come Macron, anzi ai deputati di Macron. Questo è il Fatto Quotidiano. Il Manifesto, eccolo qua: state sereni, temi della giustizia e della sicurezza in prima pagina, leggi liberticide, fermo di polizia, blocco navale, deportazioni, Meloni che chiede chiarezza, tranquilli, è tutto un bluff, l'opposizione fa spallucce o resta zitta, sottovalutata la svolta autoritaria del governo contro migranti dissidenti e condivide l'emergenza sicurezza, quindi insomma sui temi della sicurezza che è emergenza del Paese. Il Manifesto diciamo, in qualche modo fa capire come il governo si sia blindato anche senza dare risposte concrete. Ultimo Quotidiano, vediamo il Riformista che prende spunto dalle parole di Gratteri per il titolo: l'inquisitore, Gratteri getta fango su chi sostiene il referendum, voteranno sì indagati a massoneria deviata, dal no una campagna della menzogne senza freni. Il quotidiano appunto progressista, il Riformista, mette in prima pagina Gratteri. Ci fermiamo, piccola pausa, poi i quotidiani regionali con ampio spazio al maltempo su tutte le prime pagine. Seconda parte della nostra rassegna stampa di oggi, venerdì 13 febbraio, pronti a leggere adesso i quotidiani regionali. Dicevo, ampio spazio al maltempo che sta imperversando sulla Sicilia nelle ultime ore, danni, disagi, soprattutto per il forte vento. E allora cominciamo la nostra lettura dalla Gazzetta del Sud, che apre proprio con il maltempo. La Gazzetta del Sud, quotidiano di Messina, recita in prima pagina: coste flagellate dal mare in burrasca. La costa tirrenica messinese era quella diciamo preventivamente data come la più pericolosa per l'incubo maltempo, appunto sul litorale tirrenico, eole isolate, scuole chiuse a Messina, insomma abbiamo visto stamattina anche chiusa in parte l'autostrada A18 Messina-Catania, e poi disagi anche per le linee ferroviarie a Singhiozzo, l'ira dei pendolari, disagi per i turisti. La tratta incriminata è la Taormina-Catania dopo le mareggiate e i danni del ciclone Harry. Stazione centrale Etnea limitata per la chiusura di 3 fasci di binari. Sempre a Messina, De Luca Basile, già definite le liste per le amministrative, sindaco Basile dimissionario, adesso ricandidato per le prossime comunali, già tutto pronto in casa sud, chiama nord, Cateno De Luca Basile. Intanto il centrodestra si riunisce a Palermo, via libera alla candidatura di Scurria, non si sa, insomma potrebbe essere il rivale per questa tornata elettorale di Basile, appunto del sindaco dimissionario che si è ricandidato. Anche qui sulla Gazzetta del Sud troviamo le immagini delle azzurre che hanno conquistato l'oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. Di spalla invece le notizie nazionali, Gratteri sciocco, quindi le frasi del procuratore di Napoli sul referendum sulla giustizia, l'Unione Europea sferzata da Draghi e i familiari delle vittime di Clan Montana che aggrediscono appunto i coniugi Moretti. Questa è la prima pagina della Gazzetta del Sud. Entriamo dentro, vediamole le notizie che riguardano il maltempo. Oggi stop alle elezioni a Messina, le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi, chiuse la statale di Sella Mandrazzi a Novara di Sicilia e 2 gallerie sulla 113 a Gioiosa Marea, quindi lato tirrenico. Il vento però si è spostato anche sul lato ionico, qui un po' di danni, vedete, causati dal maltempo. Addirittura sradicata a Pace del Mela una pianta secolare, guardate questa foto emblematica.
Siamo sempre nel Messinese, nel cortile di una scuola, l'albero piegato dal vento. Restiamo sempre sulla Gazzetta del Sud, andiamo a vedere le altre notizie che riguardano la cronaca. Intanto una donna accoltellata a Palermo in pieno centro da uno squilibrato, la vittima 56 anni, adesso ricoverata in gravi condizioni, l'uomo cinquantenne è stato fermato, poco dopo l'aggressione deve rispondere di tentato omicidio. E poi accomodante, articolo accomodante, sindaco indagato, la procura di Patti ha notificato 4 avvisi di garanzia, il primo cittadino è il primo cittadino di Torrenova, si tratta di Salvatore Castrovinci, siamo sempre nella provincia messinese. Andiamo a vedere altre pagine del giornale di Messina, quindi le elezioni a Messina, lo sprint di De Luca e Basile, pronte già le prime 5 liste, e il centrodestra invece dibatte su chi sarà il candidato. Qui la foto di Cateno De Luca e Federico Basile, dall'altro lato la fotina con la protagonista del centrodestra, che è appunto la deputata Matilde Siracusano di Forza Italia. Questo per quanto riguarda le elezioni a Messina. Andiamo a vedere ancora notizie dalle prime pagine. Prendiamo la prima pagina del giornale Sicilia, accoltellata senza motivo, terrore in via Libertà. Siamo a Palermo, Anna Luigia, 56 anni, è stata seguita e colpita, adesso è in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia di Palermo, l'aggressore è stato rintracciato e fermato, sarebbe affetto da disturbi psicofisici psichiatrici, scusate, ha sferrato un fendente con la signora al corpo della signora, la signora ha un polmone ferito, come abbiamo sentito è diciamo in stato in prognosi riservata all'ospedale Villa Sofia. Poi ancora aggressione a Palermo, gioielliere mette in fuga i rapinatori, e ancora sempre da Palermo l'indagine sulle spaccaossa, quindi la truffa alle assicurazioni, 25 assolti, fra le false vittime le intercettazioni non erano utilizzabili, i vertici dell'organizzazione sono stati giudicati a parte. E questa appunto è diciamo, un'inchiesta che diciamo, ha fatto discutere moltissimo. C'era chi provocava le fratture e chi in situazioni di estremo bisogno si prestava a fingersi vittima dei falsi incidenti. Il motivo della maxi assoluzione è legato a un passaggio tecnico, quindi non diciamo, alle prove che sono appunto quelle di essersi ferita apposta per prendersi i soldi dell'assicurazione, ma appunto a una questione diciamo, di un passaggio tecnico. Siamo ancora sul giornale Sicilia, quote rosa in bilico, tentativo in extremis, martedì la riforma verrà votata all'Assemblea regionale siciliana, l'esito resta imprevedibile, l'ultima volta la maggioranza è andata sotto. Qui siamo sul giornale Sicilia, andiamo a vedere invece la prima pagina della Sicilia di Catania con tutte le notizie che abbiamo già letto sui quotidiani nazionali. A centropagina invece una notizia che riguarda Catania e la Sicilia, eccola qua, la evidenziamo. È così perché ieri a lungomare c'è stato un crollo, una voragine improvvisa, il crollo di un tombino, sembra essere un tombino, il sindaco verifica, guardate qui in questa foto, sconsolato, guardare questa buca oltre le transenne, diciamo appoggiata alle transenne, ma poi c'è tutta la storia che riguarda l'incubo maltempo a Palermo ed Agrigento, mentre l'intelligenza artificiale entra nell'inchiesta sulla frana di Niscemi. Tutto questo adesso lo vedremo in pagina, partiamo proprio da Niscemi perché c'è un sopralluogo, un ulteriore sopralluogo della procura per individuare insomma, le responsabilità e capire insomma, qualcosa in più su questa frana che ha sconvolto un paese. Quindi oggi addirittura un sorvolo in elicottero, ieri una prima fase ispettiva proprio sul terreno, PM e tecnici sotto il fronte della voragine, però ieri si sono riuniti a Niscemi anche tutti i presidenti dei consigli regionali, con a capo appunto Gaetano Galvagno e Antonella Aurigemma, che è il coordinatore di questo comitato. Parte la solidarietà delle regioni, il tema è appunto condividere e diciamo, far partecipare quante più persone possibili alla solidarietà nei confronti delle popolazioni siciliane
e in questo caso anche calabresi e sarde colpite dal maltempo, dal ciclone Harry, e siciliane in particolar modo quelle colpite dalla frana di Niscemi. Poi sempre a Niscemi c'è una tegola giudiziaria per il sindaco Conti, dovrà rispondere in giudizio per le accuse di assunzioni nella ditta della Mensa, una vicenda avvenuta tra il 2019 e il 2020. Andiamo a vedere il maltempo dal quotidiano La Sicilia, stavolta non è Harry ma poco ci manca, vento e danni, Palermo sotto pressione, mentre la Schlein parla a Mazzara, 100 milioni non bastano, subito risposte dal governo nazionale. Ad Agrigento il fiume Acragas oltre il limite di guardia, torna la paura, sarà un weekend difficile. E poi sempre nella stessa pagina, diciamo, una notizia che c'entra poco con il maltempo ma c'entra con Etna Land, l'inchiesta che ha portato al sequestro del parco divertimenti, i 4 passi del GIP per il dissequestro, bonifica, contratti, depurazioni e autorizzazioni. Questi sono gli adempimenti da fare per riaprire il più grande parco acquatico del Mezzogiorno. Andiamo a vedere invece, sempre sulla Sicilia, le notizie che riguardano Catania, la voragine a lungomare, stasera potremmo riaprire, dice il sindaco, le ruspe e i tecnici comunali sono già al lavoro per ripristinare il danno. E poi ieri, ultimo giorno della festa di Sant'Agata, con l'8ª si è conclusa appunto la festa di quest'anno, in estate processione invece in Via del Rotolo, così come annunciato dal Vescovo Renna in occasione del 900° anniversario del rientro delle reliquie da Costantinopoli a Catania. Poi altre notizie che riguardano la provincia, le trovate tutte all'interno del giornale quotidiano Sicilia. Chiudiamo con la lettura della Repubblica di Palermo, che apre con le parole di Elly Schlein a Palermo: dopo il ciclone benefici bocciati e pochi fondi, milioni diciamo, di cui parla Elly Schlein a Palermo, accuse anche a Giorgia Meloni, che dice Meloni insulta il Sud. Poi Ars, le riforme negate, flop da 12.000 euro al minuto, perché dall'inizio del 2006 Laura ha lavorato 20 ore, è stato bocciato recentemente anche la legge sulla parità di genere, quindi oggi protestano le donne che scenderanno in piazza, maltempo permettendo. Poi accoltellata in via Libertà, preso l'aggressore, questa notizia che abbiamo letto su tutti i quotidiani regionali, in via Libertà, appunto centralissima via di Palermo. La donna, leggiamola, donna di 56 anni, un normale giovedì pomeriggio usciva da un parrucchiere in via Mondini, pochi passi da via Libertà, ora sta lottando tra la vita e la morte con una ferita profonda 5 centimetri in mezzo alla schiena, una pugnalata che le ha lesionato un polmone, provocandole una grave emorragia interna. La donna non aveva nessuna colpa, è stata colpita appunto da un squilibrato con problemi psichici, quindi questo è il racconto. Entriamo dentro il giornale per parlare di Niscemi, perché a Niscemi i robot in azione nella zona a rischio, la cosiddetta zona nera, ma il vento ferma i recuperi perché diventa tutto più pericoloso. L'amarezza del sindaco invece per il no del governo allo stop ai tributi. Non sono stati concessi, appunto, non è stato concesso lo stop a chi ha perso tutto in praticamente pochissime ore. Sopralluogo del procuratore, e mentre ci sono stati anche, come abbiamo visto, i presidenti dei consigli regionali d'Italia, che adesso chiedono anche aiuti all'Unione Europea. Qui ci sono i robottini in azione, i robottini dei vigili del fuoco, in questo caso, che stanno cercando di operare nella zona inaccessibile appunto agli abitanti, è difficile da raggiungere anche per i vigili del fuoco. L'ultima notizia che vediamo e che leggiamo appunto riguarda l'Assemblea regionale siciliana, la pagina, diciamo, della politica, con l'Assemblea regionale siciliana, il flop da 12.000 euro al minuto e le donne che tornano in piazza, ma poi c'è anche una notizia, un retroscena politico: riconquistare 2 assessorati, la DC torna a bussare agli alleati, quindi dopo l'inchiesta Cuffaro la DC è stata messa fuori dalla giunta regionale Schifani, adesso insomma cerca di riavere quanto
le spetta, almeno secondo i calcoli elettorali. Vertice di maggioranza convocato oggi, ma tra i segretari dei partiti prevale lo scetticismo. Non ci sarà Schifani. Con questa notizia chiudiamo la rassegna stampa di oggi, dunque vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento ovviamente ritornerà domani, allora a noi non ci resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata a tutti.